Buonasera e bentornati al TG di Prealpina.it. Apriamo con quella che per i varesini è sicuramente una buona notizia. Torna la carta sconto benzina. Lo ha annunciato oggi la vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza, un grande risultato per una storica battaglia che la Lega porta avanti da molti anni, ha detto Brianza, per contrastare il cosiddetto pendolarismo del pieno verso la Svizzera e tutelare in un colpo solo sia i distributori lombardi sia gli utenti che alleggeriscono così il costo del pieno. Serve ancora l'autorizzazione dell'autorità garante, poi Regione Lombardia riattiverà senza indugi la carta sconto carburante, molto probabilmente già entro la fine del mese. La vicepresidente del Consiglio regionale era stata prima firmataria di una mozione urgente approvata all'unanimità dal Consiglio regionale per favorire la riattivazione della carta sconto sospesa durante l'emergenza pandemica per mancanza dei requisiti di legge, ovvero la differenza di almeno 5 centesimi litro tra il prezzo medio italiano e il prezzo praticato alle pompe in Svizzera nell'area di confine. E ora la cronaca, spostiamoci a Stresa. La festa di matrimonio finisce a botte. È accaduto domenica sera, 10 ottobre, al Regina Palace, uno degli hotel storici ed eleganti del Lungolago. Durante un banchetto nuziale, due invitati, entrambi di Borgo Manero, hanno avuto un'accesa discussione presto degenerata in rissa. Uno dei due, infatti, accusava l'altro di essere responsabile della morte di un amico, avvenuta 3 anni prima in un incidente stradale, nel quale questi era al volante in stato di ubriachezza. Siccome la situazione era sempre più incandescente, qualcuno ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenute 5 pattuglie dei carabinieri, 2 della polizia e 1 della Guardia di Finanza. E ora a Varese. Neanche il tempo di iniziarli e i lavori per l'asfaltatura del parcheggio del cimitero di Capolago si sono già interrotti. La ruspa posizionata questa mattina nell'area di cantiere ha preso fuoco nel corso del pomeriggio. In pochi minuti il mezzo è stato avvolto dalle fiamme e gli automobilisti di passaggio da via Tasso hanno lanciato l'allarme. Sul posto stanno operando 3 squadre dei vigili del fuoco che hanno già spento l'incendio, fortunatamente è rimasto circoscritto al parcheggio e che non si è diffuso nell'area verde boschiva che circonda la zona. L'area resterà chiusa all'ingresso al cimitero interdetto fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Restiamo a Varese per un'altra notizia di cronaca. Nell'agosto 2017 un portalettere era stato fermato dalla polizia di frontiera in stato di alterazione psicofisica con in tasca delle carte di credito che non erano sue ma che anzi avrebbero dovuto essere consegnate ai legittimi richiedenti di Bedero Valcuvia che contavano di trovarsele nella cassetta delle lettere. Per lui era scattata una triplice denunzia: appropriazione indebita, violazione di corrispondenza e guida sotto l'effetto di stupefacenti. Accuse che all'uomo erano costate il posto di lavoro, anche se ieri è stato assolto dal Tribunale di Varese da tutti e 3 i capi di imputazione. Nessuno dei 3 derubati ha mai sporto querela, anzi uno di loro, sentito in aula, ha precisato di non essere intenzionato a farlo perché non aveva avuto alcun ammanco. Il postino aveva infatti aperto le buste e preso le tessere che però non erano ancora state attivate. E ora una notizia curiosa. Elia Orrigoni ce l'ha fatta. Il trentenne di Vedano Olona, ora residente a Besozzo, è arrivato al Lazzaretto di Muggia, vicino a Trieste, completando così il suo viaggio a piedi sul sentiero Ca Italia. Partito da Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, e proseguito con una barca e remi in Sicilia, l'avventura ha poi preso la strada degli Appennini per completarsi lungo tutto l'arco delle Alpi. Un'impresa incredibile la sua, che come ricorda anche il vicepresidente generale del club alpino italiano Antonio Montani, non veniva compiuta da più di 20 anni. In tutto Elia ha percorso circa 7.200 km, partendo l'8 febbraio scorso e camminando per circa 30-40 km e 10 ore ogni giorno. Il viaggio ha avuto anche delle grosse difficoltà. A fine maggio, ad esempio, sul Monte Prado, in Emilia-Romagna, Elia era stato travolto da una slavina. A chiudere questa edizione andiamo a Legnano per vedere il servizio di Walter Todaro su quelle che il Comune ha definito le strade del silenzio. I dettagli del progetto in edicola sull'edizione di Prealpina di domani. Siamo in via Colombes, qui c'è la scuola primaria Pascoli, dall'altra parte della strada la materna Anna Frank, poco più avanti il nido salvo d'acquisto. Ecco, su questa strada dove sono concentrate le scuole, la giunta di Lorenzo Radice ha deciso di portare avanti un esperimento. L'esperimento è contemplato nel progetto La scuola si fa città, sul quale la giunta ha chiesto un finanziamento di 15 milioni di euro.
Il progetto è già stato approvato, adesso si tratta di entrare nello specifico dei progetti. Per via Colombes l'idea è quella di costruire la strada del silenzio, cioè di togliere le auto, di togliere i mezzi di trasporto e di restituirla alla città, o meglio alle persone, che qui potranno svolgere meglio le attività in tutta sicurezza. Via Colombes è già una strada estremamente tranquilla, come potete vedere. L'idea è quella di valorizzare ancora al meglio questa sua vocazione per restituirla alla gente. L'altro esperimento sarà fatto in via Milano, davanti alla Palazzina dei Vigili. Anche lì è un edificio che sarà dedicato alle scuole, però alle superiori, Bernocchi e dell'Acqua soprattutto, che sono lì a 2 passi. E per questa edizione è tutto, l'appuntamento con il TG di prealpina.it torna domani alle 13. Una buona serata a tutti.